Quindi qual è la ricetta dell'ex magistrato Carlo Nordio sul tema dell'immigrazione sotto vari punti di vista, come è stata gestita in Italia, quali sono le criticità principali e soprattutto le prospettive future? La ricetta in questo momento è quasi impossibile adottarla per varie ragioni. Possiamo cominciare dal principio. Il problema dell'immigrazione era stato affrontato addirittura 20 anni fa da una legge, si chiama Turco-Napolitano, del centro-sinistra. Napolitano, poi Presidente della Repubblica, era Ministro dell'Interno, Livia Turco era Ministro del Lavoro. E aveva dei principi che sono quelli di oggi. In Italia si entra solo con un permesso d'ingresso, salvo che non si appartenga all'Unione Europea. Chi entra senza permesso viene espulso. Chi viene espulso e non torna a casa viene incriminato e magari anche incarcerato. Noi abbiamo fatto decine di processi su questo, che naturalmente si risolvono nel nulla perché non puoi processare migliaia di persone, ma questo era il principio. Il fatto è che è stato un principio inapplicato perché quando arrivano migliaia e migliaia di clandestini, non solo non riesci ad arrestarli, non riesci a gestire i processi, ma scatta tutta una serie di meccanismi culturali, religiosi, emotivi, eccetera, per cui la situazione ci sfugge di mano. La situazione era stata ripresa razionalmente dal ministro Minniti, altro ministro della sinistra, che aveva fatto quello che si sarebbe dovuto fare dall'inizio, cioè un accordo o comunque una serie di contatti con i paesi limitrofi, rivieraschi si dice, per la regolamentazione di questi flussi clandestini. E qui arriviamo al nocciolo del problema. Primo, quelli che noi prendiamo non sono i più poveri, i malati, perché quelli restano lì, i vecchi, i moribondi. Noi prendiamo quelli che hanno quei 4.000 euro sufficienti per pagare i trafficanti, gli scafisti, oppure che non avendo questi 4.000 euro arrivano a credito e devono, onorare questo debito entro poco tempo. Non avendo lavori e non avendo risorse, che cosa fanno? Devono delinquere, spazzano, rubano. Queste sono le statistiche. Non si tratta di essere razzista, cattivo o buono. Sono statistiche che noi abbiamo avuto sotto mano anche quando io ero in servizio per decenni. Non per nulla la gran parte, ormai quasi la maggioranza dei nostri detenuti per reati economici di microcriminalità sono extracomunitari. Allora, detto questo, poi la politica di Salvini è stata quella di bloccare, diciamo così, in modo rude questo flusso migratorio. In questo caso qualche volta effettivamente si sono posti dei problemi di diritto internazionale perché il naufrago deve essere salvato. Anche se va detto che il naufragio è un evento futuro incerto che si rapporta all'affondamento del Titanic o a quello che affonda anche con un gommone, ma non a quelli programmati come in questo caso, dove gli scafisti mettono questi poveretti a bordo di un motoscafo con poca benzina, lo mettono in mezzo al mare aspettando che arrivi la nave dell'Ong. Detto questo, la soluzione non può essere che quella europea, è stato detto 100 volte, solo che quando arrivi al dunque, perché i confini dell'Italia sono confini europei, quando arrivi al dunque l'Europa si defila. E lo ha fatto anche di recente, lo ha fatto con Salvini, che però aveva bloccato i porti e quindi si era, ridotto, se non proprio annullato, questo flusso, e lo ha fatto adesso, anche se si è detto che con l'accordo di Malta vi è stata questa spartizione di migranti nell'ambito europeo, e questo non è vero, forse perché è arrivato il virus, il Covid, comunque sono rimasti qua e adesso stanno riprendendo. Qual è il problema? Che una volta che il migrante è arrivato in Italia, è vero che ha diritto di asilo soltanto se arriva da un paese in guerra o da altri settori, gravissima carestia, settori di alta necessità. E questi non arrivano perché molto spesso sono della Tunisia, sono migranti economici, adesso senza arrivare al paradosso di quello che è arrivato con il trolley e con il barboncino. Però sono migranti economici, non sono neanche denutriti, molti di loro vedi che sono sani, giovani e robusti. Ma una volta che sono qua non li puoi riprendere e riportare a casa tout court. Adesso la ministra dice li porteremo a casa. No,
Non è possibile, perché hanno diritto a tutta una serie di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, non solo per chiedere il riconoscimento dello status di rifugiati, ma per tutta una serie di altre questioni che adesso non sto a dire, perché ogni provvedimento amministrativo, compreso quello di espulsione, è impugnabile davanti al giudice. Tra l'altro ci sono molti avvocati che si prestano, che poi vengono anche pagati di ufficio dello Stato, che comunque sono lì pronti a fare questi ricorsi, per cui non è vero che queste persone vengano entro breve tempo riportate a casa se sono semplicemente dei migranti economici, perché il riconoscimento di status di esule o di perseguitato politico o lo status di semplice migrante economico, diciamo che postula mesi o addirittura anni di ricorsi, per cui nel frattempo restano qua. Questa è purtroppo la realtà brutale. Ricette, guardate, una volta che il migrante è arrivato in Italia non ci sono ricette, o se lo prende l'Europa facendo una condivisione, oppure rimane qua a tempo indeterminato, anche perché portare a casa materialmente un migrante, anche qui c'è tanta ipocrisia, non ci riuscirai mai. Ci sono molti, lo dico per esperienza professionale, molti che venivano espulsi e stavano per essere imbarcati nell'aereo per essere riportati a casa, quando, a parte che occorrevano 4 uomini di scorta per metterli nell'aereo, questi avevano imparato che prima di salire a bordo reagivano violentemente contro i poliziotti, venivano quindi arrestati subito per resistenza a pubblico ufficiale e invece di salire in aereo rientravano in carcere e restavano in Italia fino alla sentenza definitiva, perché avevano il diritto di partecipare ai 3 gradi di giudizio. È un gatto che si morde la coda. Se questo problema non viene risolto, e non è stato risolto a monte, come si dice, cioè con gli accordi con gli stati rivieraschi, con gli accordi europei di ridistribuzione e comunque con il divieto di accesso in Italia, come fanno gli altri paesi, e allora non sarà risolvibile. Un altro problema è legato ai migranti che si trovano nei centri d'accoglienza in Italia, e io potrei parlare quasi di generazioni rovinate, perché rimangono qui, sono inattivi, perché non possiamo garantire a tutti immediatamente un lavoro e probabilmente nessuno ha mai pensato a questo aspetto. Lei che cosa crede che si possa fare? L'aspetto migratorio poi ha 2 caratteristiche che sono estremamente perniciose. Innanzitutto che la selezione di questi migranti non viene fatta da noi per bontà o carità cristiana, ma viene fatta dagli scafisti in base alle possibilità che questi hanno di saldare i loro debiti. Quindi noi non li prendiamo perché siamo buoni, ma li prendiamo perché siamo rassegnati. In secondo luogo, quando arrivano qui, noi diamo non solo un messaggio estremamente diseducativo, ma anche uno stimolo diseducativo a questi poveretti, che rimangono senza far niente in posti dignitosi, perché i nostri centri di accoglienza sicuramente fino almeno a quando è scoppiato il virus sono posti di accoglienza dignitosi, ma senza far nulla. E questo è poco educativo per quelli che li vedono e per loro stessi che si trovano in una situazione, diciamo, di semidetenzione. Ma perché questo avviene? Per la ragione che quando tu prendi questi flussi irregolari secondo il numero che ti mandano gli scafisti, non hai una programmazione per inserire questi poveretti nel mondo del lavoro o nel mondo del sistema, o anche nel mondo del mezzo lavoro part-time di cui magari ci sarebbe bisogno, perché arrivano in modo massiccio e immediato, ripeto, non perché siano stati scelti da noi per carità cristiana, ma perché ci sono stati spediti da questi criminali che mirano solo a far denaro. In alcuni paesi europei invece c'è stata una vera e propria selezione dell'immigrazione, cosa che l'Italia aveva già pensato in passato ma che non ha applicato per il problema invece che noi stiamo vivendo adesso. La selezione dell'immigrazione era già prevista dalla legge Turco-Napolitano di 20 anni fa. L'Italia non è mai stata contraria all'immigrazione, al contrario, siamo pieni. Io stesso ho una collaboratrice straordinaria che viene dalla Romania ed è affidabilissima e bravissima. Non è quello il punto, siamo pieni di operai senza i quali la stessa nostra industria si fermerebbe, ma la selezione, poi è quella che ha fatto la Germania, che ha sempre cercato anche con i siriani di prendersi i migliori, i laureati, e poi mandare il resto in giro per l'Europa. Il fatto è che, ripeto,
Se la selezione venisse fatta da noi a monte, prendendo per esempio metà di un numero fisso di migranti, metà di personaggi qualificati di cui abbiamo bisogno e magari l'altra metà per pura carità cristiana, ma sapendo quanti ne prendiamo, sapendo dove li mettiamo, sapendo che fine faranno anche dal punto di vista dell'inserimento sociale, questo andrebbe bene. Ma invece in Italia, in base a un buonismo di maniera che poi quando si passa al sentimento, la ragione perde la sua ragion d'essere, per usare un gioco di parole, e noi abbiamo preso tutti senza sapere quanti sarebbero arrivati e dove li avremmo messi. Ecco perché si sono scatenate tutte queste situazioni, tra l'altro anche di degrado, non solo urbano, ma anche di degrado sociale.